Una bella operazione, anche qui abbiamo mantenuto la parola su un progetto che ha avuto non pochi problemi, 35 milioni di euro di investimenti, si riapre il punto nascita dopo più di un anno perché era stato chiuso il 27 marzo 2020, ma anche la volontà di dire che si dà una risposta. Da un lato i cittadini con questi 104 posti letto del nuovo ospedale, dall'altro, e quindi la stabilità, la tranquillità di non doversi fare oltre 30 km per scendere a valle. Dall'altro è i turisti sanno che è un presidio ospedaliero di altissima qualità. Così il governatore del Veneto Luca Zaia all'inaugurazione del nuovo ospedale di Asiago con riapertura del punto nascite chiuso per un anno causa pandemia. Un presidio sanitario importante per il territorio montano, per chi vive in altopiano e per i tanti turisti che ogni anno raggiungono l'altopiano. Si diceva che l'ospedale di Asiago in teoria non avrebbe i numeri richiesti a livello nazionale per poter tenere aperto un punto nascite. Sì, questo è un vecchio dibattito, il ministro Lorenzin, quel governo fece appunto questo decreto, si chiama decreto ministeriale 70, che prevede che tutti i punti nascita con meno di 500 parti all'anno debbano essere chiusi. Io ho fatto questa scelta in quegli anni, qualche anno fa, 3 o 4 anni fa, non ricordo quando fosse, di tenerli aperti. Ne abbiamo viste di tutti i colori perché abbiamo vissuto il fallimento delle società che hanno realizzato l'inizio di questo appalto e abbiamo visto un rallentamento importante anche dei lavori, però devo dire che questo è per noi un traguardo fondamentale, non solo un traguardo ma una ripartenza, perché oggi inauguriamo una struttura straordinaria che è frutto sia di una sollecitazione che è provenuta dal nostro territorio verso la Regione, ma deve anche essere in grado di attrarre medici, perché senza personale sanitario non riusciremo a garantire quei servizi fondamentali che tutta la nostra popolazione, i molti turisti che frequentano il nostro altopiano richiedono.